Traga a lenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Buonasera a tutti, sono Andrea De Rosa che insieme col nostro connazionale Antonio Russo abbiamo deciso di organizzare questa serata brasiliana. Il tempo diciamo che non è a nostro favore, ma noi puntiamo a riaprire a squarciare il cielo. Che stai intervistando? Ecco, abbiamo anche extracomunitari che sono venuti a trovarci. Adesso aspettiamo che ci attacchino la musica. Pronti per restare insieme a darci dentro e darci di balli brasiliani. Speriamo il tempo regga, che sia una buona serata per tutti, tra balli, musica e tatuaggi. Allora noi da 5 anni siamo in contatto con Ilheus che si trova nello stato di Bahia in Brasile e abbiamo avviato la costruzione di una scuola per i ragazzi di strada. I lavori sono andati avanti con le persone del luogo e lo scopo sarà quello di avviare circa 5 corsi di falegnameria informatica per avviare i ragazzi di strada nel mondo del lavoro. La mia amica che al torno in casa. Abbiamo tutte le specialità che trovate alle botteghe da Molenga a Trevignano, dove c'è la prima specialità che c'è la signora, che la trovate sempre sorridente così, con tutte le farine, con tutti i dolcetti, tutti preparati con le sue mani in tema alla serata, che è la serata brasiliana. Venite a ballare! Mas que nada sai da minha frente. Eu quero passar, pois o samba está animado. Que eu quero é sambar. Esse samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Oh, 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 ariara, oh, oba, oba, oba. Oh, ariara. Adesso, ok? Marinheiro só! Oba, 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 sava da cundinha, da cundinha, da bora, da cundinha, bora, 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 din dong, din dong, din, sa cundinha, da cundinha, da cundinha, do bar. Mi sembra tutto bene, compreso gli imprevisti iniziali. È stato anche l'imprevisto, tutto folklore, colore. La luce che andava via. Quello che mi fa piacere è che la gente è stata contenta ed era questo il mio obiettivo. Se questa faccia che vedete è quella che... Vi è piaciuta? È quella che avete visto sul voto delle persone che erano fuori,
allora possiamo fare anche la seconda edizione. Quindi arrivederci al prossimo anno. Con novità Qualche novità conclamate, in più. punteremo sulle ballerine brasiliane. E wow! Questo era uno scoop della seconda edizione, quindi Sì, ci sto. mi raccomando.